L'Italia si prepara ad aprire un contenzioso con la Pfizer per i ritardi nella consegna dei vaccini. Ha chiesto il sostegno anche delle Friuli Venezia Giulia. Riccardi, in queste condizioni prenotazioni ferme. Conte al lavoro per rinsaldare la maggioranza. I partiti di governo chiedono di scrivere un nuovo patto di legislatura. Il Premier è salito al Colle per incontrare Mattarella. Udine e Gorizia Fiere, guarda al futuro, all'insegna della riconversione, confermati i principali appuntamenti, si lavora a nuove opportunità, un campus scolastico, spazi dedicati alla sanità e concorsi pubblici. Un giovane è stato vittima di una vera e propria spedizione punitiva, è stato aggredito e picchiato da 4 uomini nella sua abitazione di San Daniele, davanti alla sua fidanzata. È finita 1-1 tra Udinese e Atalanta, segno con Pereira dopo 30 secondi, i bianconeri reclamano per un fallo in area di Gollini e poi subiscono il gol del pari da Muriel e si rinsalda la panchina di Gotti. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Il commissario per l'emergenza Arcuri ha chiesto il sostegno delle regioni per aprire un contenzioso con la Pfizer relativamente ai ritardi sulla consegna dei vaccini. Lo riferisce il vicepresidente della regione Riccardi. Intanto con il ministro Speranza le regioni hanno anche posto le basi per una ridefinizione del piano della salute. Il nostro paese si prepara ad aprire un contenzioso con la Pfizer per i mancati obiettivi nella fornitura dei vaccini e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ieri sera, nel lungo confronto al quale hanno partecipato anche i ministri Speranza e Boccia, ha chiesto in questo senso il sostegno delle regioni. Il commissario Arcuri ha chiesto il sostegno da parte di tutte le regioni nell'apertura di un contenzioso nei confronti di Pfizer, perché questo ritardo è un ritardo che evidentemente mette tutti in difficoltà. Quindi il commissario straordinario si avverrà anche dell'Avvocatura dello Stato per aprire un contenzioso nei confronti di questi obiettivi mancati nella fornitura. Poi è chiaro che c'è tutta una partita aperta relativamente a come si potranno recuperare queste dosi, al fatto che probabilmente Pfizer non sarà nelle condizioni di rispettare l'ultima settimana nelle dimensioni della fornitura che si era obbligata a consegnare, quindi avremo il problema del ritardo di questa settimana, che è un ritardo diverso tra regioni e regioni, sulle quali abbiamo chiesto anche un allineamento di solidarietà tra tutti, e mi pare che stia passando anche questo concetto. Perché poi, insomma, diciamo, il problema sono i 2 elementi su quali costruire il futuro della campagna vaccinale, che è l'unico vero strumento che ci consentirà di contrastare l'epidemia, quindi il numero delle dosi e i flussi di consegna. Noi siamo stati costretti, al pari di tante altre regioni, a bloccare le prime dosi e a proseguire con i richiami per avere la garanzia di non buttare via il lavoro fatto fino adesso. A condizioni vigenti anche mantenute, noi per aprire le agende dobbiamo avere la certezza di quello che succede dopo gennaio. Qui abbiamo anche l'incertezza di quello che succede a gennaio, quindi è un po' difficile riuscire a fare una programmazione davanti a questi dati incerti. Oggi nuovo confronto con il ministro Speranza, che assieme agli assessori alla sanità delle regioni italiane ha definito l'inizio di un percorso che porterà al riassetto del piano della salute in Italia. Si avranno dei tavoli di lavoro sostanzialmente su quelli che sono i pilastri su cui regge il sistema, quindi la revisione della rete ospedaliera con la ridefinizione dei criteri che stanno all'interno del DM70, un piano per la medicina territoriale, le relazioni tra la sanità pubblica e la medicina generale e anche l'aspetto legato alle RSA. Si va verso un riassetto e una ridefinizione del piano della salute. Ed intanto è stata completata questa mattina la consegna, seppur ridotta, dei vaccini anti-Covid agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste. Lunedì scorso, ha ricordato Riccardi, sono state invece consegnate le dosi Pfizer a Tolmezzo e Monfalcone. Un totale complessivo delle nuove dosi arrivate in regione da inizio settimana ammonta a 7.020. E sul fronte Covid oggi si è appreso che l'azienda sanitaria Friuli Occidentale sta predisponendo l'acquisto
l'acquisto di nuovi macchinari trasportabili per eseguire test rapidi di terza generazione, il cui esito è quasi sovrapponibile a quello dei tamponi molecolari, tester che accelereranno le tempistiche di risultati e snelliranno dunque il carico sui laboratori. 26 oggi in Friuli Venezia Giulia le persone decedute con Covid, si riducono i ricoveri in terapia intensiva che sono 58, mentre quelli in altri reparti sono 693. Su 7.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 464 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,13%. Su 3.255 test rapidi antigenici realizzati invece sono stati rilevati 208 casi, il 6,39%. I totalmente guariti da inizio pandemia sono 46.162, i clinicamente guariti salgono a 1.395 e diminuiscono le persone in isolamento che oggi sono 11.580. In corso l'incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica Mattarella. Prima della salita al Colle, il Premier ha incontrato i rappresentanti della maggioranza e i leader dei partiti di governo in un vertice in videoconferenza. I partiti hanno sottolineato la necessità di rafforzare la maggioranza e scrivere un nuovo patto di legislatura. Dopo l'incontro il Premier Conte è appunto salito al Colle per incontrare il Presidente della Repubblica, dopo che ieri sera in Senato aveva incassato la maggioranza relativa dei voti, ma ora al governo giallorosso servono dei volenterosi per rinsaldare la maggioranza, in particolare all'interno delle commissioni. 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. Sono questi i numeri che hanno permesso al Premier Giuseppe Conte di rimanere in sella e mantenere in piedi il governo. Numeri che non esaltano certamente Palazzo Chigi, ma che danno tempo al Premier, tempo per allargare la maggioranza e rendere più forte l'esecutivo. Se non ci saranno i numeri, ha commentato Conte dopo la votazione, il governo va a casa. Punti centrali di questi frenetici giorni saranno l'approvazione del Recovery Plan, punto su cui Italia Viva si è staccata dalla maggioranza, e lo scostamento di bilancio per fronteggiare l'emergenza pandemica e i ristori. Ieri in Senato si è consumata la frattura definitiva tra Conte e Renzi, con il leader di Italia Viva che però si è detto disposto a discutere di tutto, compreso un governo di unità nazionale. Primo punto sul tavolo, come detto, lo scostamento di bilancio, decisivo per il nuovo decreto ristori. Prossima settimana sarà invece il turno del Recovery Plan, che entrerà nelle commissioni, stessa sorte che dovrebbe subire l'annunciata riforma alla legge elettorale. Mi pare lontano dalla realtà che con questi numeri si possa governare in un momento di pandemia, lo ha detto il Presidente della Regione Fedriga ai microfoni di Radio 24, aggiungendo che per la Lega la prima scelta è il voto. Sembra, ha aggiunto, che questa crisi porti un danno molto importante al Paese. Fedriga ha detto di essere preoccupato prima di tutto da cittadino, avendo seri dubbi sul fatto che il governo possa compiere scelte strategiche. Per Fedriga la maggioranza non c'è. Se si dovesse arrivare a consultazioni per formare un nuovo governo, penso che una maggioranza parlamentare, se ci fosse non passando per le urne, debba essere formata da gruppi politici che in modo coordinato, coeso e con linea politica comunque appoggino un governo. Non si possono raccattare parlamentari con idee opposte, ha detto ancora Fedriga. E le ultime novità sulla crisi di governo e la salita al Colle del Premier Conte questa sera in diretta su Telefriuli a screenshot dalle 19.45 in collegamento con Davide Vicedomini. Ci saranno il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato e la deputata del Movimento 5 Stelle Sabrina De Carlo. Parliamo di Udine Gorizia Fiere, che guarda al futuro all'insegna di una riconversione multifunzionale. Confermati i principali appuntamenti, ma il quartiere si apre appunto ad altre novità. È il 2020, l'annus horribilis dell'economia, ad aver dato la spinta per la svolta a Udine Gorizia Fiere, che disegna il proprio futuro all'insegna di una riconversione multicanale, in parte sperimentata proprio come reazione alla pandemia. A tracciare le prossime sfide sono stati l'amministratore unico di Udine Gorizia Fiere, Lucio Gomiero, e Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, socio di riferimento.
Scenari futuri con sviluppi nell'immediato, in particolare con l'attivazione già in settimana di un cantiere nel quartier generale di Martignacco. Abbiamo prima individuato delle opportunità, ha spiegato Gomiero, e poi sviluppato una strategia. Sono 3 i business principali individuati, ciascuno con propri scenari di sviluppo. L'attività fieristica tipica, che resta centrale, con gli eventi principali ed un palinsesto concordato con Pordenone, quella congressuale legata ad eventi, con l'affitto temporaneo di spazi, e poi la riconversione di aree sottoutilizzate da mettere a disposizione di nuove funzionalità, coerenti con il territorio, come appunto accaduto nel 2020, quando in fiera si sono svolti concorsi pubblici nel rispetto delle normative Covid. Sono stati ospitati eventi organizzati da terzi ed allestite apposite aree per l'esecuzione dei tamponi. In particolare, il padiglione 1 ospiterà la formazione 4.0, mentre il 2, il 3 e il 4 si trasformeranno in campus scolastico e formativo, a fronte del fabbisogno di spazi per istituti secondari superiori a Udine. Si valuterà anche di dedicare stabilmente degli spazi per attività sanitarie ausiliarie. Gomiero e D'Apozzo hanno indicato nell'ultima edizione di Casa Moderna un laboratorio di sperimentazione rispetto a ciò che si è deciso di sviluppare in maniera strutturata, anche con l'innovativo format digitale pianificato in 20 giorni. Quanto ai cantieri, si comincia la prossima settimana dalla recinzione. A febbraio si metterà mano ai padiglioni 6 e 7. Si sblocca così il primo dei 10 milioni di investimenti fermi ormai da tempo. Sentiamo le riflessioni del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine D'Apozzo e dell'amministratore unico della fiera Lucio Gomiero, che saranno protagonisti nella puntata di domani di Economy FVG in onda su Telefriuli dalle 21. Ed è a mio avviso strategico definire una politica fieristica a livello regionale, dove oggettivamente Pordenone nel passato ha dimostrato di avere una maggior capacità di interpretare le esigenze dell'economia del territorio attraverso degli eventi importanti. Già ci sono degli accordi scritti di collaborazione che possono nel futuro, adesso è inutile prevedere quello che succederà nei prossimi anni, avere degli sviluppi successivi, ma per quello che riguarda Udine le fiere più importanti rimarranno, ma saranno complementari a tutta una serie di altre attività. Gli eventi fieristici si asciugheranno, avranno bisogno di meno mattoni, meno bricks, ma avranno bisogno di più clicks, perché è lì dove poi si passeranno le informazioni, dove si potranno fare le transazioni, dove si scambieranno anche i progetti. Questo è un po' lo scenario che c'è sull'Italia. Gianpietro Benedetti, presidente del gruppo Danieli, guiderà una delle 8 task force di Confindustria Business Summit internazionale in vista del G20 del 2021. I lavori prenderanno il via domani e l'Italia ad assumere per la prima volta la presidenza del G20 e Confindustria è in prima linea per offrire il proprio supporto nell'affrontare le sfide che la attendono sulla scena multilaterale. Il presidente nazionale Carlo Bonomi ha affidato a Emma Marcegaglia la guida dell'intero processo che opererà attraverso task force guidate da eminenti CEO nazionali e composte da circa 100 delegati ciascuna. A Benedetti è stata affidata la guida del gruppo di lavoro che si occuperà di occupazione e educazione. Il produttore americano Nucor Steel ha assegnato a Danieli l'ordine per l'installazione di una nuova linea per la saldatura di billette e spooner a Plymouth, nello Utah. Grazie all'implementazione della linea, il processo produttivo riuscirà a creare 250.000 tonnellate l'anno di tondini per cemento armato in bobine compatte fino a 5 tonnellate e mezzo. Il progetto prevede anche l'ampliamento da parte della Danieli centro combustione del forno esistente per consentire lo scarico delle billette a una temperatura più elevata. La messa in servizio della nuova linea potenziata è prevista nell'ultimo trimestre del 2021. La cronaca: un uomo è stato aggredito da 4 uomini nella sua casa a San Daniele. Quella che pare essere stata una vera e propria spedizione punitiva è avvenuta ieri sera, quando un gruppo di uomini armati di bastoni è entrato in un appartamento abitato da un ragazzo e dalla sua fidanzata e la banda ha picchiato il giovane, che ha dovuto poi ricorrere alle cure mediche raggiungendo l'ospedale di San Daniele.
C'è stato un sopralluogo da parte dei militari dell'Arma nella casa dove si è consumata l'aggressione ed è stato rinvenuto uno dei bastoni utilizzati. Le condizioni del ragazzo picchiato non sarebbero fortunatamente preoccupanti, non è escluso che possa trattarsi di un regolamento di conti. Cercava di lasciare l'Italia a bordo di un autobus di linea in uscita dal territorio nazionale. Si nascondeva proprio tra i passeggeri di una corriera un latitante 46enne condannato in quanto membro di una organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione. A rintracciarlo tra i sedili del mezzo sono stati i carabinieri della radiomobile di Aurisina nel corso di un servizio di retrovalico. Evade dagli arresti domiciliari per 2 volte in poche ore. Si tratta di un uomo di 62 anni che è stato trovato camminare per strada nel primo pomeriggio durante la notte ed è stato nuovamente arrestato dai carabinieri. È successo tra venerdì e sabato a Trieste ed è stato arrestato invece dai carabinieri di Rozzoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Un giovane pregiudicato di 24 anni, misura disposta dal GIP del Tribunale di Trieste per le ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Perde il controllo dell'auto che finisce nell'area di fermata del bus di fronte alla scuola in via Forlanini a Trieste. È successo questo pomeriggio e nell'impatto 4 persone sono rimaste ferite, tra le quali dei minorenni che stavano salendo sul mezzo pubblico. 2 persone versano in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, 3 ambulanze e un'automedica. La macchina è finita contro un palo ed è rimasta incastrata. Le persone sono rimaste ferite perché colpite dal tabellone caduto. Rilievi, accertamenti e viabilità da parte della polizia locale. Controlli sulla strada, attività antidroga e lotta ai furbetti dei rifiuti. Sono stati migliaia gli interventi della polizia locale di Pordenone e Cordenonse nel 2020 e intense anche le verifiche anti-Covid. È tempo di bilanci per la polizia locale di Pordenone e Cordenons. Nell'anno appena concluso sono stati migliaia gli interventi effettuati dagli agenti coordinati dal comandante Massimo Olivotto. Migliaia le persone e i veicoli controllati ai fini della sicurezza stradale, così come la quasi totalità dei sinistri rilevati nel territorio comunale, di cui uno mortale, la metà con feriti, anche gravi, sono stati presi in carico dal reparto di infortunistica ed emergenza stradale. Incidenti che la polizia locale cerca di prevenire con un aumento dei controlli della velocità, anche grazie ai veloc posizionati nelle strade a rischio più alto. Numerose le sanzioni elevate per il superamento dei limiti di velocità, anche con diversi ritiri della patente. Gli agenti hanno presenziato anche negli istituti comprensivi per il progetto denominato Scuole Sicure, al fine di evitare episodi di bullismo e spaccio di sostanze illegali, coadiuvati anche dal cane antidroga Conan, proveniente da San Michele al Tagliamento. Attività che ha portato i suoi frutti, 28 segnalazioni all'autorità giudiziaria per consumo di stupefacenti. Controllati inoltre anche tutti i locali che posseggono macchinette ludiche, dove in uno sono stati trovati 5 ragazzi minorenni intenti a scommettere su partite o corse di cavalli. Sanzionato con 25.000 euro di multa al gestore, il centro scommesse è stato successivamente fatto chiudere dal questore di Pordenone. Su delega della Procura della Repubblica sono state inoltre perquisite 28 abitazioni, nelle quali, dopo minuziosi appostamenti, si è accertato che all'interno delle stesse venisse gestito lo spaccio di sostanze illegali. Tra il territorio di Pordenone e quello di Cordenons, l'unità di tutela ambientale, con oltre 4.000 controlli e anche grazie alle fototrappole, ha identificato e sanzionato decine di persone intenti a scaricare rifiuti senza badare al loro differenziamento. Nell'anno appena concluso, infine, intensi i controlli anti-Covid. Da marzo a dicembre sono stati centinaia gli accertamenti effettuati e sono state elevate oltre 195 sanzioni. Recruiting Day digitale di Bricoman in programma il 27 gennaio a partire dalle 16. Il commento dell'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, che dice l'insediamento di nuove realtà produttive sul territorio regionale rappresenta, specie in un contesto di crisi come quello attuale, un segnale positivo e di grande incoraggiamento nella prospettiva di offrire risposte sempre più puntuali sul fronte occupazionale ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. L'azienda, informa la Regione, intenzionata ad aprire un punto vendita a Areana entro fine primavera, ha infatti avviato il processo di selezione di personale, circa un centinaio di dipendenti. Tutte le offerte di lavoro saranno illustrate nel dettaglio in occasione dell'incontro formativo online di mercoledì prossimo.
E ora andiamo a Palmanova con nuovi progetti che riguardano rotonde e un sottopasso per l'eliminazione di un passaggio a livello. Giornata importante per Palmanova, quella di oggi, ma anche per tutto il territorio. A ridosso della città stellata, la simbolica posa della prima pietra di un'opera attesa da molti anni. Mancavano le risorse, le abbiamo trovate e adesso chiaramente questa è una giornata importante perché migliora sicurezza, migliora la percorribilità e anche la velocità di percorrenza di quest'area. Qui c'è una zona industriale importante, ci sono tante comunità che aspettavano, c'è un collegamento con l'ospedale. Quando cominciano i lavori, signor Sindaco? Dovrebbero cominciare all'inizio di febbraio, sono previsti 2 anni, ma dicono che se le cose vanno bene, se non ci saranno intoppi, potrebbe finire anche in 1 anno e mezzo. Non verrà interrotta la viabilità attuale, quindi le rotonde verranno realizzate in maniera graduale, in maniera tale che non si interromperà mai la viabilità e anche i collegamenti col territorio. Il territorio che vediamo alle mie spalle diventerà una rotonda, sarà eliminato il passaggio a livello che si vede nella parte in fondo di accesso a Palmanova da Porta Udine, 2 le rotonde che saranno realizzate, un sottopasso migliorerà la viabilità, importo dei lavori oltre 3 milioni di euro. La presenza dei sindaci oggi vuol dire che non è una rotonda solo o per Palmanova, ma per tutto il territorio qui limitrofo. Quindi un'opera importante, fondamentale io direi per la sicurezza, per la viabilità, per la certezza dei tempi, anche per le imprese che sono insediate in quest'area, quindi tanti obiettivi che vengono raggiunti con un'opera sola. La CISL del Friuli Venezia Giulia chiede l'attivazione di un tavolo urgente tra gli assessorati all'istruzione e ai trasporti, ufficio scolastico regionale, parti sociali ed enti locali per mettere mano concretamente agli ostacoli che si frappongono a rientro in classe di ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Per la CISL del Friuli Venezia Giulia la soluzione degli orari posticipati, se non accompagnata da un'implementazione delle corse disponibili, è assolutamente inutile, così come la previsione sulla carta della capienza al 50% se non ci sono gli adeguati controlli sui mezzi. Il sindacato ricorda che nel 2019 gli studenti pendolari sono stati 206.000, di cui 78.000 si sono mossi per raggiungere la propria scuola fuori dal comune di residenza. Il 43,7% degli studenti si è spostato abitualmente con mezzi pubblici o collettivi a fronte del 36,6% che ha utilizzato mezzi privati. Tra questi 38,1% ha impiegato un mezzo pubblico per affrontare tratte di più di mezz'ora. Analizzando i dati, Franco Colauti della segreteria regionale della CISL ribadisce che il tema trasporti resta cruciale per la riapertura in sicurezza delle scuole. È possibile mantenersi giocando ai videogiochi o suonando davanti a una webcam? Lo scopriremo questa sera a Electroshock dalle 21 con una puntata che sarà interamente dedicata al mondo degli influencer, blogger, gamer, youtubers e instagrammers. In un mese sono arrivate 30 persone che mi hanno detto che hanno letto l'articolo sul tuo sito internet e nessun altro media, nessun altro canale mi ha dato un risponso così. Io ho aperto il canale nel 2008, avevo 12 anni, adesso ne ho 24. Il prossimo obiettivo è 1 milione anche di iscritti, quindi adesso siamo a 776.000, in base ovviamente a quante visualizzazioni ottieni, vieni pagato di conseguenza. Ecco, loro hanno in mano un mezzo che gli permette di parlare a tante persone e questo ormai è economia. Intraprendo pian piano, passo passo, anche il percorso per quanto concerne il ruolo della DJ. Arriva il coronavirus e quindi mi sono, inventata questo format che si chiama Quarantena in Rock e ho ottenuto 9 dirette che hanno avuto veramente un sacco di successo proprio a livello internazionale. Avere un profilo pubblico permette di mostrare anche tutte le mie debolezze, tutta una serie di tratti che esulano un pochettino dal mio essere insegnante. Io attraverso il mio profilo comunico i miei valori, quelli della mia famiglia, della terra che mi ha cresciuta. Quello che vorrei io è che ognuno trovasse un messaggio da condividere. A me piacerebbe che ognuno proponesse un messaggio positivo nel mondo.
Si è giocato questo pomeriggio al Friuli il recupero della 10ª giornata di Serie A tra Udinese e Atalanta. È finita 1-1 con i bianconeri avanti dopo soli 30 secondi con una rete di Pereira. Poi nel finale di primo tempo reclamano per un fallo sullo stesso Pereira di Gollini in area di rigore, reclamando appunto un penalty, e poco dopo Muriel segna e sigla l'1-1 per l'Atalanta. Un punto comunque prezioso che sembra rinsaldare la panchina di Gotti, che sentiamo. Una gara di grande sacrificio, di sofferenza collettiva, di fase difensiva fatta tutti insieme sempre. E una gara di mentalità, secondo me, perché non abbiamo mai mollato. Era pericoloso da questo punto di vista, estremamente pericoloso l'epilogo del primo tempo, dove in un minuto si decide nelle due aree di rigore, quel minuto probabilmente più importante in assoluto per il risultato della partita. Poi andare all'intervallo dopo quel minuto lì poteva essere una difficoltà grossa da affrontare per i successivi 45 minuti. Invece secondo me la squadra ha dato dimostrazione di grande tenuta mentale. Ho letto che non ha rivisto l'episodio del rigore contestato. Dal campo cosa le è sembrato? È inutile che commenti in questo modo qua. Volutamente non l'ho guardato per non farmi il sangue cattivo e poi per non venire a dire cose. Insomma, so che nel minuto successivo abbiamo preso gol e che la partita sia complicata. Ed è tutto per questa sera. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Arrivederci.